Gran bella partita, come avevo detto nell'intervista prima della pre-gara, Colli Albani era la squadra favorita del girone. Poi la incontravamo dopo la pausa che ha recuperato tutti i suoi giocatori, più ha fatto una bella campagna di rafforzamento. Però, come dico, i ragazzi con queste partite danno tutto, non perdiamo mai. E anche oggi si è visto sul campo una grandissima partita, sia da parte nostra che da parte loro. Abbiamo avuto il predominio, diciamo, per la maggior parte del tempo, soltanto che però purtroppo per una prestazione ottima da parte del portiere loro, indubbiamente, ma anche per sfortuna, perché comunque abbiamo preso 2 traverse, 2 pali, tipo una cosa del genere, molte deviazioni vicino alla riga di porta, la palla non ha voluto entrare. E noi niente, dobbiamo continuare così, purtroppo siamo una squadra che crea tantissimo e segna poco. E purtroppo ci dice pure male, perché tante volte quando la squadra avversaria riparte per una deviazione o magari prendono il jolly e purtroppo prendiamo gol. Abbiamo difeso perché noi giochiamo abbastanza a zona, perché essendo una squadra un po' in là con l'età ci difendiamo dentro la nostra metà campo, però è dura farci gol. Poi ripartiamo con gli spicchi che abbiamo, con Eboli, con Di Federico, Capone, Sgambati. Oggi dovrei citarli tutti, ma oggi nell'elogio lo faccio a Massimo Sorrentino, il nostro portiere, malgrado la febbre, ha salvato la partita.